Buongiorno cari amici, da come avete visto dalla mascherina, segnali importanti da non sottovalutare in una coppia. Avete visto altre pillole in cui ne parlo, ma oggi andiamo un po' in dettaglio in alcune cose che potrebbero darvi subito un alto là e quindi intervenire in modo vibrazionale. Però prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Degare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso esoterico. Bene, guardiamo questi 7 segnali importanti da non trascurare in una relazione, in una coppia. Il primo segnale è chiaramente i parenti. Quando voi non siete ancora una coppia consolidata e dovete magari andare a casa dei genitori, dovete sempre stare attenti ai parenti, soprattutto alla mamma. È già capitato parecchie volte negli anni passati che c'erano degli scontri per alcune persone che mi contattavano con i parenti più prossimi, cioè il padre si poteva in un certo senso ammorbidire, ma con la mamma, se avete uno scontro con la madre, la vedo veramente dura. Questo è uno dei primi, come si suol dire, segnali importanti che non dovete assolutamente sottovalutare. Con i fanali e le orecchie ben accese come Topo Gigi è quando il vostro uomo, la vostra anima gemella, diciamo così, incomincia a parlare della sua ex, quando incomincia a dire ecco lei faceva così, ecco lei faceva così, allora a questo punto qui vuol dire che gatta ci cova, e questo è anche un segnale molto importante. Un altro segnale molto importante ancora è il vostro sesto senso, è la vostra percezione, che vi incominciate a rendere conto che lui sta per, come si suol dire, non è più quello di prima. Incominciate ad avere delle percezioni e quindi non vi sentite sicuri. A questo punto qui, questi sono già dei segnali importanti. Poi un altro segnale è che cambia di umore, cioè praticamente questo personaggio che prima conoscevate in un modo in realtà diventa scontroso, diventa, come si suol dire, intrattabile, ma non solo con voi, ma con tutti quando ci siete voi. Allora a questo punto qui bisogna accendere proprio le lampadine, oltre che le orecchie alla Topo Gigio. Poi un altro, come si dice, input che potrebbe venire è quando al posto che stare con voi pensa solamente al lavoro, cioè praticamente il lavoro ha preso il posto vostro. Allora a questo punto qui ci sono proprio tutti dei meccanismi, dei segnali che vi stanno facendo rendere conto che state perdendo terreno, e molto probabilmente, se non intervenite in modo deciso con delle, come si suol dire, possiamo dire degli ammortizzatori vibrazionali, molto probabilmente la cosa andrà nella direzione sbagliata. Il vostro Marietto è sempre in vostro aiuto e ha fatto una pillola, la pillola 22, dove mette degli piccoli ammortizzatori, dei piccoli aiuti che possono essere utilizzati da chiunque. Basta che vada nel canale Marietto Veneziano a scaricare i circuiti e segue la pillola 22. Ripeto, in questa pillola 22 c'è il taglia legami pernicioso e un circuito che serve per tagliare praticamente le energie negative in positive, e un circuito per riunire la coppia. Quindi se voi vedete questi, come si dice, segnali in cui sentite che bisogna accendere le orecchie come il Topo Gigio e due occhi come fanali perché dovete stare attenti, ecco, a quel punto lì la pillola radiestesica Basic 22 del vostro Marietto Veneziano potrebbe correre in vostro aiuto. Bene, detto questo, il vostro Marietto Veneziano coglie l'occasione per ringraziarmi di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!